Assessore Corazzari, è sempre un polmone verde il Veneto o il consumo del territorio sta pian pianino impensierendo la regione Veneto? Beh, quello del consumo del suolo è una problematica che ci portiamo avanti dal dopoguerra praticamente. La Regione Veneto, nonostante sia depositaria dei maggiori paesaggi da un punto di vista artistico e culturale dell'Italia e forse del mondo, pensiamo solo a 3.800 ville venete, la zona della Pedemontana, il nostro delta del Po, Venezia, Verona, insomma abbiamo le bellezze artistiche e paesaggistiche migliori, le Dolomiti, non dimentichiamole, però abbiamo anche una problematica con uno sviluppo urbanistico ed edilizio che negli anni è stato disordinato ed è stato eccessivo. Non a caso la Regione Veneto è la seconda regione in Italia dopo la Lombardia per consumo del suolo, ovvero il 9,5% del suolo della Regione Veneto è occupato da edificazioni. Siamo secondi solo alla Lombardia che ha oltre il 10% e abbiamo alcune punte come per esempio Padova laddove ci sono oltre il 40% di suolo consumato. Quindi dobbiamo sicuramente porre in essere delle politiche che invertano questa tendenza. Come porre appunto rimedio a questa problematica? Il futuro non sarà più quello di un consumo del suolo indiscriminato, ma sarà quello di una valorizzazione dell'edificato esistente, di una nuova filosofia, ovvero quella di rigenerare l'edificato esistente, di rinaturalizzare aree abbandonate o dismesse e di ridare valore a ciò che è proprietà immobiliare, cioè quella proprietà dove i nostri cittadini veneti hanno spesso investito tutti i loro risparmi e che oggi è crollata di valore e che da essere patrimonio è diventata un costo. Noi dobbiamo quindi riqualificare, rigenerare i nostri centri urbani e l'edificato esistente.